Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo su MotoGP 13. Vai raga, ultima stagione in Moto 3. Allora, Antonelli, ho passato tutta la settimana a giocare a MotoGP. Efren Vasquez arriva in Qatar sempre utilizzante. E ragazzi, il malesiano di merda. Forse per la gara all'Osel avremo qualche piccola novità. Vecchio, è la prima gara del mondiale, quindi le novità sono che è la prima gara. Vai malesiano, quanto me lo godo il malesiano. Ragazzi, di merda. Sedicesimo posto in griglia, ma non mi interessa. La prima gara me la voglio godere, voglio rimontare, cazzo. Ultima stagione, no, subito Rosy Binder, fioi. Ciao Rosy. Ecco Rosy, fioi. Rosy Binder, me la godo. Vai comandone, ultima stagione di MotoGP, poi ci sarà un bel riposo. Perché inizia Formula 1 ragazzi, inizia la carriera su Formula 1, in mente una carriera veramente incredibile su F1. Ma adesso concentrazione su la Moto 3 ragazzi, l'ultimo mondiale che manca il Comenda. Ha vinto in MotoGP 3 volte, in Moto 2 una volta, manca la Moto 3. Deve essere una formalità chiaramente. Oh, allora Rosy Binder e Frenati. Ma dov'è il mio malesiano? Dove sei malesiano? Aio. Guarda qua, Frenati, fioi. Ora il frena. Ciao Frenati. Adesso c'ho Aia che mal, Aio. Bella, Mark Webber. La principessa Sissi, no, che bei tempi. Il ricordo in Moto 3 ragazzi. La principessa Sissi, me la godo. Poi c'è il market taroccato. Eccoli qua, tutti belli e meravigliosi. Eccoci qua. Dai però comandone, cioè, sveglia, sono 3 volte campione del mondo in MotoGP, cioè per cortesia. Svegliamoci, svegliamoci. Vai comandone, che amo da vincere qua in Qatar. Madonna, faccio una fatica, però faccio un po' fatica ragazzi, sono abituato con le moto veloci, sti scooter qua mi stanno un po' sul cazzo. Sembra di andare a 2 all'ora, porca puttana, la principessa Sissi. Dai principessa, fuori dei maroni. Qua c'è il Comenda, il talentissimo veneziano. C'è il talentissimo. Il 3 volte campione del mondo in MotoGP ragazzi. Dai, spingi sta Galicia qua, sta moto. Estrella Galicia. Cos'è, una moto spagnola? Giro record per Gattusino e il malesiano è quarto, fioi. Il malesiano è quarto, ho sfidato proprio il malesiano perché me lo godo il malesiano. No ragazzi, non possiamo stare dietro al malesiano di merda, però è ufficiale. Giro record di veneziano, siamo settimi, oh fioi. Sveglia. 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 Il comandone non è più abituato in Moto 3 e si vede. Comandone, che cazzo però. Niente da fare ragazzi. Settimo posto, mi sto incazzando adesso. È già finito il momento di gioia in Moto 3. Mi stanno già girando i maroni. Comandone, porca puttanona. Sveglia come, sveglia come. Dai, che dobbiamo superare la principessa Sissi. Il comandone ha perso un po' la mano in Moto 3. Dopo tutti gli anni in Moto 2 e soprattutto in MotoGP non è semplice. Con sti scooter. Dai comandone. Manca ancora tanto perché qua un giro dura 30 anni con ste moto. Oh, finalmente ho superato la principessa Sissi. Adesso c'è il Marchetto Marquez taroccato, il Marquez taroccato, fioi.
veramente difficile per il comandone, eh? Tanto mi vuole inculare qua. Oh, ma perché, madonna? Ma che male che sto andando. Oh, che cazzo. Principessa Sissi di merda. Adesso mi sono rotti i coglioni, fioi. Adesso il comandone si è rotto in barone, faccio un ultimo giro da fenomeno. Ecco, appunto. Cagarda. Niente, questa moto non c'è, ragazzi. Una prima gara disastrosa, sesto posto, fioi. Cioè, un 3 volte che mi prende il mondo in MotoGP. Ma il comandone non ci sta. Il comandone non ci sta. I fans sono rimasti male di questa scelta del comandone andare in Moto 3, ma ha un obiettivo, fare electric. Moto 3, Moto 2, MotoGP. Dai, dai, cazzo, dai, almeno il quinto, madonna. C'è neanche a podio. Oh, che vaneggi comandiani, fioi. Gara incredibile. Il comandone deve riambientarsi in Moto 3, ragazzi. Dobbiamo riambientarci, vabbè. Ora se devo stare dietro il manegiano di merda, non ci credo, non ci voglio credere. Brutta brutta gara. Devo impegnarmi in qualifica però, perché anche se siamo in Moto 3 nessuno ti regala niente. Bella sta curva, una curva molto erotica, vai. Curva meravigliosa. Anche Tori scioccato di questa prestazione alla prima gara in Moto 3. Altro che speravo di vincere tutte quante io le gare, invece figura di merda. Vabbè ragazzi, un sesto posto beffardo, andate a fare in culo. La prossima gara però prometto una prestazione un attimino migliore, perché sinceramente ho fatto una bella figura di merda. Un 3 volte campione del mondo in MotoGP, arriva sesto in Moto 3. Bravo comandone. Ragazzi, il comandone è scioccato da questa prima gara. Vabbè, team manager, dato deludente. Anzo con la personale giornata storta. Twitterone. Allora, il Marquez taroccato, ragazzi, quanto tempo che non correvo una gara così, vizioso, sono contento, il comandone non è più in MotoGP. Marchetto Marquez, ciao ragazzi, visto che sportellate, va bene. Prossima gara, Austin. Adesso vinco ad Austin. È ufficiale. Red Bull Grand Prix of the Americas. Tornare in Moto 3 e non vincere, sarebbe una beffa di proporzioni storiche, Sarebbe proprio la mia bestia nera la Moto 3. Obiettivo terzo posto. Sono sempre contro il malesiano. Dove sei il malesiano? Non è. Allora Vino si è trascorso a discutere alcuni dettagli. Vedi, eccola, cioè il malesiano mi tormenta, fiore. In America per la prima gara statunitense, incrociamo rete per la gara. Austin ci aspetta. Vecchio, ma è chiaro che è la prima tappa statunitense. Se la seconda gara del mondiale la prima era in Qatar, ancora il malesiano. Nell'ultima intervista ho promesso un bel piazzamento ad Austin, perciò tutti a lavoro. Ma cosa vuoi lavorare? Ragazzi, 20° posto in griglia, sono caduto 50 volte, mai finito un giro senza cadere. Sono veramente preoccupato per la Moto 3, ragazzi. Ormai sono troppo abituato con le moto prestazionali, con queste moto qua, con questi scooter, non scoppia a fare niente. Ma sono caduto, ragazzi, veramente, cioè, non è che scherzo, sono caduto veramente 90 volte, Non mi sento sicuro, cazzo, cioè non riesco a trovare più il tempo di frenata, ste robe qua. Dopo tanti anni in MotoGP l'è dura, raga, l'è molto molto dura. Mamma mia che rischio. Settimo posto. Tanto so di cadere, perché veramente sono caduto 50 volte in qualifica, cioè. Veramente, senza parole, ragazzi. Tabù Moto 3, ragazzi. Tabù Moto 3. Ecco la principessa Sissi. Bravo comandone. Adesso qua sono caduto tipo 50 volte in qualifica. Ariola, ma incredibile! Ma perché? Ma perché, Dio santo? Boh, ora non capisco. Faccio le stesse cose che in MotoGP. Dio mio, come sono preso male.
Disastro, ragazzi, disastro in Moto 3. Cioè, in qualifica sempre così, c'è sempre... E questa? Guarda, guarda, anche qua... Ma sto rischiando! No, non è possibile, ragazzi. Ma non è possibile, sono carriole queste, sono scooter. Cosa ho messo? Fisica Pro e non me ne sono accorto? Cioè, ma che cazzo? Per favore, come cerca di fare punti almeno. Cioè, sono solo queste due gare qua. Ma veramente non ho parole, Dio mio. Le cose inspiegabili della vita. Domino in MotoGP, faccio cagare in Moto 3. Sarà un mondiale duro da vincere, questo, secondo me. Anche i tifosi del Comendone sono sconvolti in tribuna a vedere un Comenda così in difficoltà in Moto 3. Ma va bene. Il giro record di Salmone. Allora, ho inchiodato. Ho inchiodato. Vabbè ragazzi, un po' di pietà per queste due gare. Dalla terza speriamo di aver preso un po' la mano, ma... Io pensavo di vincerle tutte, ma veramente in maniera incredibile. Boh. Certe cose proprio non le capisco. Cerchiamo di finire almeno in maniera dignitosa, cioè. Guarda, guarda, guarda che curve di merda! Vai comendissimo. Vai comendissimo. Speriamo di non cadere perché mi sarei rotto anche i coglioni. Se va bene arrivo sesto, ragazzi. Cioè veramente un disastrum. Occhio Comendone. Ora sto zitto che è meglio. Sto zitto che è meglio. Non ho parole, ragazzi, non ho parole. Un vero e proprio disastro comendiano. La mia categoria proprio non è la Moto 3. Solo che mi girano i coglioni perché la devo vincere per forza. Se voglio l'Atric comendiano, cazzo. Ma perché mi trovo male in Moto 3? Anzi, ragazzi, aspetto commenti, veramente. Cioè, sul perché la Moto 3 è così un problema per il Comendone. Cioè, è proprio inconcepibile, secondo me. Dai, facciamo st'ultimo giro, per favore, perché mi sono rotto ben bene i coglioni. Giro record di Gattusino, intanto. E poi stanno dando via merda proprio. Cioè non è che sono lontano, sono lontani non so, un secondo, due, sono lontani chilometri. Pazzesco, ragazzi. Clamoroso al Cibali. Almeno sesto, porca puttana. Sono caduto 2 volte, cosa che non è mai successa in MotoGP, ragazzi. Cioè, sono veramente senza parole. Secondo me c'è un bug contro il Comendone in Moto 3. Dai, Comendone, tira sta moto, Tita Mocari. Attenzione, problemi tecnici. Problemi tecnici per Aio. Problemi tecnici, 7° posto. Un
comandone disastroso, un comandone disastroso, disastroso. Ecco, adesso non la sbaglio ormai. Ma Dio santissimo. Vabbè, una seconda gara peggiore che della prima praticamente, cioè 2 cadute, vabbè. Silenzio stampa comendiano, ragazzi. Silenzio stampa comendiano. Un 7° posto beffardo e schifosamente schifoso. Ma sono eterne le gare in Moto3, però non mi ricordavo così lunghe, mamma mia. Disastro ad Austin, il Comenda sprofonda super indietro in classifica. Vabbè. Adesso devo svegliarci perché sennò non vinciamo, in Moto3. Disastro comendiano. Disastro veneziano, tutti i giornali sono sconvolti nel vedere un Comenda ridotto così in Moto3, ragazzi. Vediamo il malesiano di merda se mi ha risposto che lui mi perseguita. No, Zircone, le gare sfortunate passano, ma il talento resta. La principessa Sissi, ciao ragazzi che sportellate. Mika Hakkinen Calione può capitare in alcune gare se si esprimersi al meglio, va bene. Prossima gara, Jerez. E qua ragazzi, il comandone si deve svegliare, altrimenti so cazzi acidi. Ok, ora mail. Obiettivo 3° posto. Vediamo Twitterone, voglio il malesiano, mi manca già il malesiano. Salmone, ho passato la settimana a giocare a MotoGP, la principessa Sissi, la passione tifosi spagnoli nella Jerez, un appuntamento emozionante. Salmone, comincia il weekend, ho fame. Molto bene. Ragazzi, 11° posto in griglia, ma adesso mi sono rotto i coglioni. Ho snobbato troppo sta Moto3 in queste prime 2 gare, adesso voglio vincere, vaffanculo, sono io il campione del mondo. Dai sito web, ciao. Assolutamente, era il malesiano di merda della principessa Sissi, attenzione subito. Il comandone è stato criticato tantissimo, hanno detto che non ha più fame, che non ha più voglia di fare un cazzo, che è andato in Moto3 solo per vedere il malesiano di merda spippettarsi davanti alla principessa Sissi. Ma in realtà non è così, ragazzi, sono venuti in Moto3 per portare a casa l'ultimo mondiale e poi andare in vacanza con Tori e riprendere da ottobre con Formula 1, perché il pilota comandone è forte sia in moto che in macchina e anche in gondola, Gondola Simulator. Comunque visto che è uscito Venice Total War, cioè Rise of Venice, una roba del genere, incredibile ragazzi, veramente. Sentenza comendiana ragazzi, sentenza comendiana. Dai comandone basta, adesso però vaneggiare, sono stato bello, ecco. Sono invidiosi, sti piloti qua ci mettono il cuore perché sono invidiosi del fatto che loro sono pippe e io invece ho vinto tutto. Però adesso basta sinceramente perché... le figure di merda possono essere anche carine all'inizio, ma poi rompono i coglioni. È altro che mondiale già scritto, come ho letto dei commenti. Sarà mondiale forse il più bello della storia. Ma adesso sono sicuro che il comandante tira fuori dal cilindro prestazioni incredibili. Ripeto, le prime non sono mai le mie gare, però insomma faccio peggio di MotoGP. Cioè. Avrò già un comandone più attento e meno vaneggioso. Nessuno ti regala niente ragazzi. Ecco il malesiano di merda. Eccolo qua ragazzi. Il malesiano è il maesiano. Il tigre della Manesia, Kauri Din. Sando cane, porco cane. Siamo al 3° posto. La pacchia è finita ragazzi, il comandone è tornato. Il comandone è tornato. Collegato questa moto sarà tanto cerebrale perché che sbor. Si è fatto veramente beh. Austin con le 2 cadute e la qualifica che ho fatto veramente un qualcosa di vergognoso, è veramente una cosa deprimente. In Qatar invece la prima gara ci sta, dai, alla fine devo riprendere anche la mano in questa categoria completamente diversa rispetto alla MotoGP. Ragazzi, quando ci saranno 10.000 iscritti, quindi tra un pochino, ci sarà un video un po' particolare per tutti voi ragazzi. Ma intanto il comandone va a vincere a Jerez della Frontera.
il comendone è il re di Spagna. E si gode, si gode, si gode. Sì, cazzo, sono tornato. Affanculo. Semplicemente perfetta, giustamente lui e la sua squadra si godono questi momenti che poi sono il frutto di tanto duro lavoro. Sì, Guidone. Sì, Guidone. E finalmente siamo tornati alla vittoria. Che cazzus. Ok, complimenti qua, la zoccolona personale contenta, mi spippa, molto bene. Twitterone. Allora, l'innominabile, complimenti commenda. Tutta la tua squadra sta andando veramente forte. Vino, ciao ragazzi, visto che testa a testa, l'innominabile, che gara commenda, ma si è introdotto mancanza, ma non per i maroni. Parapapapapa. Quotidiani, vamos. Pedrosa come sta Gran Premio. Ah sì, non sono più in MotoGP, è vero che pippa. Calendario, prossima gara alle Mans, ultima gara del video. Alle Mans, Monster Energy Grand Prix de France. Vai comendone. Twitterone. Allora, Vasquez, serata trascorso a discutere di quanto è zoccolatori. Io è arrivato oggi alle Mans, il principe Sissio ha appena finito di ballare il valzer. Ok. Email. Prossima gara. Sono stufo ora di sti qua che poi ragazzi. Gran premio di Le Mans. Quarto posto. Il comendone è tornato ragazzi. Vai. Adesso vuole una partenza da pro. Attenzione, Rino Gattuso e Salmone tentano il sorpasso. Ma il comendone non ci sta ragazzi. Il comendone non ci sta. Bravo, comendissimo. Occhio a non cadere. Dai comendone, questa è una battaglia ragazzi. Battaglia per la Moto 3 con Salmone e Gattusino. Occhio. No, ecco, inizia anche il diluvio lemansiano. Terzo posto in questo momento, terzo posto comendiano. Vai comendissimo, che sono io il re, sono io the king of MotoGP, Moto3, Moto2 e me e Seth. Ragazzi, no, scusate, ai momenti delicati. Sono veramente più rincoglionito del solito oggi, ragazzi, ne sono un po' preoccupato. Gattusino in prima posizione. Tanto alle Mans è tornata la pioggia, da un po' che non pioveva più. Anche pare che ormai non mi ricordo più, ho fatto talmente gare in tutti i tracciati che non mi ricordo più sinceramente, perché l'avrò fatto, cioè sarà, boh, la quinta, sesta stagione, non mi ricordo. Dai che Gattusino lo dobbiamo superare. Dai Gattusino, va al Palermo. Che devi allenare il Palermus, non rompere i maroni qua. Rino vuole il titolo ragazzi. Rino vuole il titolo. Primo giro completato alle Mans. Il malaysiano di merda è quinto. La principessa Sissi settima. Rosy Binder no, una grande Rosy. Grande Rosy. Vai comendone, vai comendone, vai comendone. Occhio. Cazzo Gattusino però domina, eh. È la stessa mia moto, sì dai, la nostra è la più forte, non c'è niente da fare. Dai comendissimo, dai comendissimo. Niente da fare, Gattusino è più veloce in questo momento. Gattusino è più veloce. Che siamo vicini però, bisogna avere pazienza che lo superiamo entro l'ultimo giro, sono sicuro. Non può continuare così a questo ritmo Gattusino. Però Rino domina, porca puttana, non sbaglia un colpo. Dai comendone, che cazzo però. Siamo tutti là, niente, c'è la Moto 3 equilibrata, c'è poco da fare. No, corre più di me comunque, ragazzi. Corre più di me. Mamma mia, riesco a cadere qua, ho sentito una vibrazione. Mamma mia, peggio di vibratori che usatori, cazzo. Dio santo. Dai, porca puttanona.
Comunque l'inizio di Moto 3 è veramente difficile. Non me l'aspettavo. Attenzione. Attenzione Salmone. Cosa si è inventato Salmone? Mamma che sorpasso di Salmone. Però c'è il contro sorpasso comundiano. Ma grande grande Salmone. È ancora Salmone che ci prova ragazzi. La Moto 3 è veramente equilibratas. Giro record di Salmone, ma immaginavo. Che rischio. Dai, final lap comendiano. Dai, che voglio il miracolo comendiano alla fine. Non sono mai stato primo in sta gara. Nell'ultimo giro riuscirò a fare il miracolo, dai. Rischiamo qualcosa in più. E proviamoci. Dai che so Gattusino alla pressione, dai. Bella sta curva, proprio una curva emozionante. Quanto ho perso qua, niente da fare, c'ho niente da fare. Non la vinco sta gara purtroppo. Devo fare un miracolo nella chicane, che quella può essere una curva favorevole, però la vedo molto dura. Anche perché Salmone è qua. Dai Salmone, Madonna del Signor. Vabbè, teniamo secondo posto, chi se ne frega, dai. Tanto il mondiale è ancora lungo. Però sarà un mondiale molto equilibrato. E sono anche contento che alla fine non mi annoio, perché avevo paura di vincerle tutte. Invece altro che qua rischio di perderle tutte. Attenzione a Salmone che tenta il sorpasso. Attenzione anche Vino, non ci credo. Mamma mia, meno male, meno male. C'è un buon secondo posto, ma l'è dura ragazzi, l'è molto molto... E la consapevolezza di poter puntare a risultati importanti. Bene, molto molto bene. Adesso vediamo un po' la classifica. Reading Troop, fioi. L'autista, penso solo alla prossima gara. Forza Comenda. Vino, visto che sportellate, probabilmente lascio controllo, ma stai zitto, Gattusino, ragazzi, quanto tempo che non correvo una gara così. Mi maneggiano di merda in sciopero da Twitterone. Ok. Allora, ragazzi, andiamo alla classifica. Allora, Gattusino 83, Salmone 74, Vino 68, Comedore 64, meno 19 dal primo, va bene dai. Allora ragazzi, se su Payday un po' di tempo fa ho detto che volevo fare una specie di mini contest, anche se io non avevo molti contest, adesso vi spiego. Praticamente era dare la possibilità di canali con pochi iscritti di avere qualche visualizzazione in più, qualche iscritto in più. Chiaramente anche il mio canale non è un gran canale, nel senso è un canale comunque piccolino, molto piccolino, e quindi nel mio piccolo cerco di fare qualcosa per dare questa opportunità a voi. Però come ho detto io i contest non è che sono un appassionato di contest, allora volevo fare una cosa un po' così, un po' particolare, magari una cagata ragazzi, però in questo momento non mi è venuto in mente altro. Praticamente volevo fare che i primi due, non so, i primi due o tre, ecco, ma i primi tre, anzi facciamo così. Per il primo contest, visto che è un contest un po' di merda, facciamo solo il primo, anche perché purtroppo il secondo e il terzo non lo puoi fare perché possono copiare del primo. Allora il primo che mi scrive sotto questo video in MotoGP quante gare e quante vittorie, quanti podi e quante pole position ho fatto in totale da quando gioco a MotoGP, ha il mio link sotto sotto un video particolare e una piccola sponsorizzazione. Ecco, chiaramente sta persona che mi scrive sta roba deve avere un canale attivo con almeno un po' di video, ecco, perché se non ha un video e non ha niente, è chiaro che non ha molto senso secondo me. E così insomma, quindi voglio sapere quante gare ho fatto in totale, fino a questo video chiaramente, quante vittorie ho fatto in totale, quante pole position ho fatto in totale, quanti podi ho fatto in totale, e basta, e quanti mondiali ho vinto, ma quello è facile. Ok ragazzi, so che è una cagata, però è un modo per cominciare questa cosa, visto che ci tengo tanto, perché è giusto dare la possibilità a tutti, secondo me, di avere insomma un po' di visibilità in più, ecco, anche se ripeto io non è che ho un canale con tantissimi iscritti, quindi non è che posso fare chissà che pubblicità.
Buono raga, un saluto dal commendatore veneziano. Alla prossima. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.